Amici bellini, visto che si intensificano le voci su Ndoye, anche su Lucca, sempre sullo sfondo restano i Sancho e i Nunez, volevo fare un video un pochino di approfondimento un po' più tecnico per capire perché Conte è fissato con Ndoye. Cominciamo. Però non è corretto dire è fissato con Ndoye, ma molti dicono piace tantissimo a Conte, come piaceva tantissimo Musa, e cerchiamo di spiegarci il perché. Benvenuto Domenico Campitelli e a tutti i nuovi iscritti, benvenutissimi, iscrivetevi al canale se vi piace anche un po' di approfondimento, non solo delle notizie che girano, che le raccogliamo tutte insieme, ma anche cercare di discutere sul perché di certe cose. Noi non sappiamo quale sarà il modulo preferito di Conte, ma può essere anche che non ce ne sarà uno, nel senso che la cosa bella dell'anno scorso è che Conte è stato in grado di cambiare le carte in tavola a seconda delle situazioni anche degli infortunati. E secondo me questa è una delle prime chiavi del perché Ndoye è il preferito e del perché si parla anche di prezzo importante. Perché se Ndoye te lo prendi a 18-20, ma va bene, va più, veramente grande acquisto. Se te ne chiedono 40, io mollerei e andrei da qualche altra parte. Ci spostiamo? E ci spostiamo. Cerchiamo di incastrare una serie di siti che ci danno dei dati. E voi lasciate il like, perché il lavoro è pesante. Ci siamo impegnati anche nel gruppo Telegram, ci siamo fatti un po' di confronti ed ecco il perché. Mi spiego alcune cose proprio a livello istintivo, potrei sbagliarmi assolutamente. Allora, da Ndoye andiamo a vedere nello scouting report dov'è che eccelle, qual è il punto di forza di Ndoye, dov'è che Ndoye può essere considerato uno specialista. Vedete la barra verde, questa qua più importante, è sul progressive carries. Ora, i progressive carries, che cosa sono i progressive carries? Se andiamo a cercare questa definizione, le frecce sono le situazioni di gioco in cui il giocatore porta avanti la palla attraverso il campo, superando gli avversari e creando progressione nel gioco. Il portarsi avanti il pallone, superi uno in dribbling, superi uno nello scatto e te la porti in avanti. Questi sono dei dati questo è di 12 giugno 2024, quindi questi sono i dati dell'anno scorso. E vedete la stagione tremenda di Kvara, che ha giocato malissimo anche l'anno scorso, era 184 il migliore per distacco in Serie A. Poi c'è Bellanova quando era al Torino e vedete che qui già c'è Ndoye al sesto posto con 88. E quindi ci spieghiamo già una cosa. Questa è una delle cose che piacciono a Conte. Recuperi palla magari nella tua metà campo, giocatori che hanno la gamba per andare, portarla e superare qualche giocatore in velocità. Ci spostiamo di nuovo per capire. Vedete che è tra i migliori. Questi sono comparazioni ovviamente con i centrocampisti d'attacco o le ali, e tra i migliori. Per esempio, se cliccate sono 5 ogni 90 minuti, 5 e mezzo ogni 90 minuti. Per capirci, se giocasse 38 partite finirebbe a 210, quindi superando il Kvara dell'anno scorso. Andiamo con calma. Se andate a cliccare sul 92 vedete il migliore nel suo ruolo secondo queste statistiche, che Noni Madueke. Al 1° settembre parte il centro sportivo. Ti prego, pure a Bagnoli hai detto così. Tanto siamo qua il 1° settembre e ti venga a rincorrere per tutta la pista. Vabbè. Che ho subito preso e portato qua, perché potrebbe essere un uomo 9 che è un uomo 9, il famoso uomo numero 9 che esce. Ovviamente questo pure esce dal fuoco, 23 anni nel Chelsea. La differenza è che questo qua gioca tutto a destra da mancino, può giocare ovviamente anche a sinistra, e ha un discreto rendimento anche a livello di gol e di assist. Vedete in Premier League 7+4, Ndoye 8+4, quindi cominciano a vedere delle similitudini tra i due profili. Oltretutto mi sono permesso, prima che mi dimentico, ho chiesto a Stefano Ferré, dice: ma secondo te a livello anche di dati cos'è che cerca Conte in Ndoye? Cioè perché Ndoye è il profilo scelto da Conte? Ascoltiamo.
Allora, più che i dati che ora non ho a disposizione, secondo me il vero motivo è la duttilità. Cioè Conte ha la capacità di fare esplodere i giocatori duttili, e quindi un giocatore come Ndoye, che può fare la seconda punta, l'esterno, il quinto, la mezzala offensiva, è perfetto per una squadra come il Napoli, in cui tu hai giocatori come McTominay che una stagione hanno fatto le punte, le mezze ali, i mediani, i trequartisti, gli esterni del 4-4-2, eccetera eccetera eccetera. Perché la duttilità? Anche perché vi volevo ricordare un particolare. Gilmour o Gilmour è un centrale di centrocampo, proprio la boa che viene a prendersi la boa, il vertice basso che viene a prendersi il pallone. Spesso Conte lo ha messo come mezzala, quindi non dobbiamo avere paura di prendere dei giocatori che sono inquadrati in un ruolo e che solo quello possono fare. Prendo un esempio, il Florentino Ruiz di cui stiamo parlando, che è effettivamente, molti me l'hanno scritto, effettivamente proprio un regista basso, anche però di buona fisicità. Secondo me può diventare tranquillamente una mezzala, così come la mezzala Anghissà è diventata una mezzala di sfondamento che andava a chiudere anche l'azione con Conte. Qua ci sono un po' di giocatori che ho messo in comparazione per quanto riguarda la loro hit map. Come vedete, Ndoye ha questa grandissima, già di suo, c'ha questa grandissima propensione a fare fase difensiva, perché la vedete che tocca palloni anche in questa zona. Poi ricordiamo che il Bologna è compatto, quindi si muove tutto insieme. Dobbiamo sempre tenere presente due cose quando guardiamo le hit map: prima di tutto come gioca la squadra dove stai giocando, che allenatore hai, e poi se questi tocchi li fai in un momento in cui magari sei in vantaggio e stai difendendo e quindi tocchi più palloni nella tua area, oppure se devi attaccare. Queste le dobbiamo tenere presente, queste cose. Però Ndoye ha dimostrato, e Italiano lo fa senza problemi, di giocare quasi indipendentemente a sinistra o a destra, e questo non è poco, è già d'utilità importante. Li ho messi in similitudine con un altro centrocampista che poi anche lui, vedete, li porta tutti i centrocampisti, ma sono centrocampisti d'attacco, forse tranne Musa. Altro nome che è uscito, che è Hudson-Odoi, giocatore che in questa stagione, vedete, si è fatto tutta la fascia sinistra in maniera abbastanza simile, non a destra. Ha giocato a destra qualche anno fa, credo in una stagione al Chelsea proprio. Ma dovete tenere presente che il Nottingham Forest è una squadra che ha fatto proprio difesa e contropiede, proprio il catenaccione d'Inghilterra. Quindi tenete presente Musa, perché Conte vuole Musa, il nuovo Kanté, oppure ha detto Schia, ha detto gli intravede la possibilità di fargli fare quello che poi ha fatto a Samoa all'epoca. Vedete, tanta presenza anche sulla fascia destra, tanti tocchi anche in mezzo al campo, però tanta presenza lì. Poi il non plus ultra, se li combini tutti, esce Nusa, perché Nusa fa questo lavoro senza problemi, lo fa anche dall'altra parte, e in più ha un'età dalla sua e una voglia di esplodere, pronto ad esplodere. 20 anni, il prospetto forse ideale, forse però con meno continuità. Sparisce tutto perché che non si può fare. Ecco, sto chiedendo troppo, se laggo perdonatemi, lasciate un like che copro altri computer, sto chiedendo troppo al mio sistema. Insomma, il problema della continuità è un altro, secondo me, importante da tenere presente quando si fanno i nomi, quelli là da recuperare. Per esempio Sancho, no? Che è un giocatore che ha una qualità eccezionale, proprio oltre la media. Il problema è che non ha mai avuto una continuità negli ultimi anni, perché è stato sballottato di qua e di là. Quando torna al Borussia fa molto bene, poi ritorna al Manchester United, poi lo danno al Chelsea, poi adesso è ritornato al Manchester United, quindi bisognerebbe poi trovargli una continuità. Per tornare a Ndoye, come vedete nella caratteristica dei passaggi, insomma, non è un eccelso non è proprio un fine dicitore per quanto riguarda la rifinitura e i passaggi completati. Abbiamo delle barre rosse. Dov'è che lui migliora negli switches, nei cambi di gioco, molto bene per quanto riguarda i falli che lui riceve, cioè costringe l'avversario al fallo. Questo è una cosa che può portare numeri buoni anche nel dribbling, e nella fase difensiva è molto molto performante. Io sono sicuro che questo a Conte piaccia. Guardate la fase difensiva, difesa,
quante barre verdi molto alte. Quindi non bene nei passaggi. Benissimo, chi lo deve fare? Lo deve fare De Bruyne. Se passate a De Bruyne, guardate, qua abbiamo il top del top per quanto riguarda i passaggi. Queste non sono cose statistiche a caso, qua stiamo parlando dell'ultimo anno, questo è importante chiarire. Questo è il top del top, cioè se ti serve uno che prende il pallone e lo passa e arriva a destinazione, è proprio lui. Quindi un altro specialista, in questo caso lo specialista degli assist, lo specialista dei passaggi, lo specialista tra i centrocampisti e i giocatori, può essere in questo caso è comparato con i centrocampisti offensivi e leali. Se lo compari con gli altri centrocampisti diventa ancora più performante, ma noi compariamolo con quelli d'attacco perché lo dobbiamo avere un pochino più avanti. Tipi di passaggio li fa tutti, gol e creazione di gol come creazione di assist, molto meno però la fase difensiva. Ecco che ti serve qualcuno che ti scherma, e qua per sfizio mi sono andato a vedere un pochino anche il foloruncio nazionale, perché tra i giocatori che abbiamo in panchina o in tribuna che dobbiamo sistemare ce ne sono parecchi. Allora non voglio considerare Cajuste, non voglio considerare, però tra foloruncio e Lindstrom potremmo forse trovarne uno che non devi per forza sistemare. Foloruncio è anche una questione di rapporto con Conte, perché se non c'è quello non si può fare. Però vediamo se tra foloruncio e Lindstrom qualcuno può giocarsi una chance. Dobbiamo tenerlo presente. Nusa nel passaggio non è il massimo, è più simile a Ndoye, per capirci, che non a De Bruyne, ma la fase difensiva Nusa la fa, ce l'ha. Quindi è un profilo che dobbiamo tenere presente, che può piacere a Conte ed è anche molto futuribile. Prendiamo uno dei nostri, per esempio Neres, come rifinitura ci siamo, come fase difensiva vedete che alterna delle cose buone, cioè se provano a superarti in dribbling lui ci mette davanti, però bloccare i tiri, bloccare i passaggi molto meno nell'intercetto, però bravo in fase di possesso. Se il Napoli in fase di possesso ha tutte queste caratteristiche. Sancho bravo nella rifinitura, molto meno nella fase difensiva, molto meno nella fase difensiva. In fase di possesso stiamo a posto, ma la fase difensiva lascia a desiderare. Foloruncio, andiamo a capire se si può recuperare qualcosa. Fase dei passaggi, così medio. Fase difensiva, boom, ti dà un po' di garanzie, lo fa, ci va. Quindi se si potesse recuperare il rapporto e non arrivi a Musa, un Foloruncio secondo me lo devi tenere presente, è già tuo. Se si può recuperare il rapporto potresti salvare delle cose, delle spese, e già ritrovartelo in casa. Dopodiché io per sfizio mi sono andato a vedere un attimo Lindstrom, perché non ho capito che tipo di stagione ha fatto. E trovo anche qua una fase difensiva importante. Ora, noi l'abbiamo visto Lindstrom, non gli abbiamo visto fare una fase difensiva molto importante, o si è mentalizzato tantissimo all'Everton quest'anno. Andiamo a vedere, vedete, fase difensiva. Quindi già questi dati ci possono esaltare, però dovete tenere presente che non ha fatto tante partite da titolare, non ha fatto tante partite complete da 90 minuti, ne vedo una sola, due partite da 90 minuti, poi tutti spezzettini, e in quegli spezzettini tu probabilmente se stai facendo un finale di partita devi andare a contrasto, devi andare a fare un altro tipo di lavoro. Ed ecco perché se vai a vedere poi la hitmap di Lindstrom, vedete l'hitmap a tutti gli effetti di un terzino offensivo, cioè che se la fa tutta quanta la fascia, non gioca più il sottopunta che doveva essere Lindstrom, si è fatto tutta la fascia destra. 25 apparizioni, 15 da titolare e pochi minuti totali, 1200, quindi pochi. Quindi quando cerchiamo di capire cosa sta cercando Conte in questi profili, secondo me dobbiamo tenere presente queste cose qua. D'utilità, giocatori che devono avere la disponibilità ad occupare varie zone del campo, senza no io gioco qua mister, non mi mettere da nessuna parte, no, Gong che non gli piace la fase difensiva, non va bene. Duttili, disponibili al lavoro. Sulle ali, secondo me, sugli esterni d'attacco vuole la progressione nel caso in cui stiamo, perché dobbiamo partire forte, poi possiamo difendere. Quando stiamo a difesa poi dobbiamo avere la capacità di aggredire il campo che abbiamo avanti, e poi anche la capacità di inserirsi negli spazi, perché se hai uno
come De Bruyne, che nel passaggio ha il suo punto di forza, e allora tu devi essere bravo a farti trovare dove il pallone andrà, e secondo me un Ndoye questa cosa la può fare. Un Sancho è più palleggiatore, è più uno che anche lui vuole la palla sul piede per fare rifinitura, per attaccare i difensori con un dribbling, è un altro tipo di profilo. Quindi secondo me dobbiamo farci questa domanda quando vediamo dei nomi affiancati al Napoli. Dice: ma che, dove lo vuoi? Dove lo stai cercando questo giocatore? In quale zona del campo? E lì, senza essere convinti di un sistema di gioco, perché stiamo cercando molti esterni, quindi non è detto che il 3-5-2 sarà l'idea di base di Conte dell'anno prossimo, anzi io penso che si vorranno tenere aperte tutte le possibilità, partire da un 4-3-3 che può funzionare, però bisogna ridistribuire quelle che sono le forze, e se non hai McTominay e Anguissa e hai un De Bruyne che devi sfruttare al massimo e al meglio, devi capire se lo vuoi mettere sotto punta o se lo vuoi mettere tra i centrocampisti. E questo discorso ovviamente degli specialisti, cioè di giocatori che hanno un punto di forza ben definito, rientra anche il discorso di Lucca, che ci fanno sapere che insomma si potrebbe in teoria chiudere nel breve termine, e quindi me lo spiego, ecco, mi spiego la scelta. E possiamo guardare ai nomi di calciomercato con un pochino più di approccio analitico. Poi ripeto, i numeri questi qua non sono tutto, perché devi valutare una fase difensiva fatta in una squadra, fatta con un allenatore e fatta in un momento della partita diverso da un'altra, è tutto un'altra cosa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Lasciatemi un like per lo sfizio, che ho guardato la partita dell'Inter ieri, li vedo nervosetti, li continuo a vedere nervosetti, hanno pareggiato, ma noi andiamo con calma, se no ce ne saliamo di testa e facciamo. Però devo fare un lavoro su Kivu, perché devo prendermi un Kivu per il mal di testa.